Ritornati al Cavaliere, buonasera chef. Come va? Bene, Questa sera, Sua Maestà, il baccalà. prendiamo i 3 tipi di baccalà veneta. E questo è rosso, fatto solo con concentrato di pomodoro. Bianco, Questo è bianco, il vecchio segreto è fatto solo con cipolla e sedano. e questa invece è la novità. No, questa è il vero tradizione napoletana, è baccalà rosso, arrotolato, ve lo facciamo già vedere quando che prima di preparare, solo con romarino, prezzemolo e aglio, arrotolato, cotto intero in forno a legna, tagliato, adesso lo stiamo riscaldando. Ecco, al volo, che differenza c'è tra questo e questo? Allora, sempre il stesso baccalà, che ha 3 tipologie di preparazione, Il baccalà è sempre quello, sempre quello. rosso col pomodoro, bianco Il col... rosso è sempre fatto con il succo aggiunta di concentrato di pomodoro, che una volta avevano solo quello, e il baccalà rosso, che è tipico della zona veneta, arrotolato, scusi, legato, arrotolato e cotto intero, in forno. in forno a legna. Questo quanti gradi, quanto tempo? Bagno 4 giorni, in rotolo un giorno per i sapori e 3 ore nel forno a legna. Guarda, questo qua è il vero baccalà rosso, vuoi vederlo? Eccolo qua. Arrotolato, baccalà intero, vedi? Baccalà. E l'ultima cosa, chef, che differenza c'è quando si parla baccalà ragno? È una marca? Cos'è? Ed è un marchio, ed è un luogo di provenienza e qualcosa di particolare. Cioè dice che è una qualità superiore rispetto agli altri baccalà. Dipende chi è asciugato a aria o a forni. Quello asciugato a aria è migliore, però bisogna sapere dove arriva.